Amici bellini, è notte, ma io questo video ve lo voglio far arrivare il più presto possibile perché si parla di campo e lo sapete che io mi diverto tantissimo. Il Napoli è un po' come il rigore di Lukaku, e parliamone. Che cosa intendo? Perché il rigore di Lukaku va a segno, però centrale, quasi tocca le gambe del portiere, insomma un pochino si può tirare meglio, però sì, è andato comunque a segno. Coppeta Raffaele, benvenuto e benvenuti a tutti i nuovi iscritti, bentornati a tutti quelli della community, andiamo a divertirci perché ci sono molti spunti e un paio di dati che secondo me sono scioccanti, o meglio, potrebbero non essere evidenti alla prima visione della partita, ma come sapete noi ce la riguardiamo e qui ci spostiamo e Conte che ancora sorride, no? Ecco, situazione migliore. E il Napoli dopo 20 secondi ci fa già urlare, ma questa azione non è casuale perché questo schieramento con i due centrali, quando il Napoli ha la palla, i due centrali in questo momento non si vedono perché sono qui dietro la linea del centrocampo, e poi vediamo questo centrocampo a 4, quindi con i due terzini che avanzano, e posizione parecchio interna per Politano e Kvara con McTominay, Lukaku che sono a tutti gli effetti punte centrali. McTominay è sempre molto vicino a Lukaku quando il Napoli ha la palla. Non facile il passaggio che fa di prima Di Lorenzo verso Lukaku. Politano fa un movimento a mezzaluna per andare in profondità, ma Lukaku la controlla e vede il movimento di McTominay. Tra l'altro il gol di McTominay, visto da questa angolazione, e quando l'abbiamo visto in diretta ci sembrava molto più centrale, invece è abbastanza defilato e all'altezza del palo. Fa veramente un bel gol, dopo il controllo, tiro preciso che proprio va a baciare il palo, veramente un gol di grandissima fatica. Sto ragazzo c'ha proprio il gol nel sangue. Ma Conte ci dirà in conferenza che forse proprio quello che vi avevo detto in reaction, speriamo che non ci abbassiamo subito, e invece Conte ci dice ma forse il gol fatto troppo presto ci ha abbassato un pochino e ci hanno messo in difficoltà, dobbiamo dirlo. E qua si vede lo schieramento del Napoli: difesa a 5, anche abbastanza in linea, centrocampo a 3, anche abbastanza in linea, quindi McTominay che diventa mezza alla sinistra, e qua vediamo Lukaku che viene affiancato da Kvara che in questa situazione ha meno compiti difensivi perché è proprio un 5-3-2, il famoso 3-5-2 di Conte se vogliamo, con Kvara seconda punta. Diverso è quando abbiamo noi il pallone, e questo è un altro esempio al 17esimo che quelle posizioni iniziali non erano casuali. Akmar in possesso palla, questo è Buongiorno, i due centrocampisti centrali, i due terzini qua, e vedete i due trequartisti che creano questa specie di quadrato dove se la palla arriva lì si può scambiare. Lukaku può tenere alle spalle insomma un difensore, può scambiare di prima e la cosa può funzionare con tutti i giocatori vicini. Però la posizione di Nico Paz, che se la va a cercare nel campo, non resta fermo, ci ha messo parecchio in difficoltà. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, qui vediamo proprio bene schierato il 5-3-2, Lukaku che indica un pressing, indica dove andare a pressare, ma tra le linee questo spazio, c'è troppo spazio qui, e qui si potranno poi inserire i vari Nico Paz, Strefez e anche i due centrocampisti che si possono inserire, Sergi Roberto e Perrone. Troppo spazio per il loro numero 77 Van der Brempt, e in questo caso deve essere guardato a vista da Olivera, che però è anche preoccupato da Strefezza. Poi tutto questo si aggiusterà abbassando un pochino Kvara nel secondo tempo. A proposito di Kvara, brutta manata. Se quella di Buongiorno, che riceve la famosa Maranfaccia, è probabilmente anche leggera, qui fa male. Qui nel saltare Dossena gli dà proprio un mezzo schiaffo, un pugno, e niente, neanche fallo. Qui è dove Anghissà mostra un po' di leadership, ci mostra che le scarpette scottano e si sta facendo sentire in mezzo al campo anche con i compagni. Questa è una cosa che chiedevamo alla squadra. Passaggio frettoloso di Politano, Anghissà recupera il pallone e dopo averlo recuperato si lascia andare in questa cazziata, se vogliamo, che sapete in momenti di maretta poi si dice si danno la colpa tra di loro.
Però è una situazione in cui le cose vanno bene, quindi questa è segno anche di leadership. Abbiamo stabilito delle cose, abbiamo studiato delle cose, cerchiamo di farle. E questa è la situazione tattica del secondo tempo, che posso fare atteggiarmi un attimo. Ve l'avevo già pittata in live, che questa era la situazione dove Conte capisce che eravamo in inferiorità numerica. Lui poi lo dirà in conferenza, che eravamo troppo in inferiorità a centrocampo, e quindi si abbassano anche un po' Kvara qui, lasciando Lukaku da solo, il che paradossalmente ci fa giocare meglio, anche se siamo più abbottonati, ma ci fa abbassare ancora di più il possesso palla, una cosa che a Conte piaceva a inizio campionato. Lo sottolineavo, abbiamo fatto un buon possesso palla, abbiamo completamente rinunciato a tutto questo, e il primo dato che a me sciocca è che avevamo più possesso palla nel primo tempo, dove abbiamo sofferto di più, che nel secondo. Primo tempo 42% noi, secondo tempo 38%. Ovviamente andando noi in vantaggio di nuovo al 53esimo, il Como, che a cui piace tenere il pallone, ovviamente prende ancora di più il pallino per attaccare e recuperare, ma il Napoli stavolta è molto più bravo a rioffendere quando recupera il pallone. E qui si vede molto bene la linea da 4 con la linea da 5 e Lukaku molto isolato. E qui io anticipo una delle possibili problematiche, che non lo è stato, ma che potrebbe, perché Anguissa ha fatto una partita in crescendo, buon inizio, poi alcuni momenti con qualche sbavatura e poi in crescendo nel finale. Ma Anguissa in questa situazione da ala destra non è proprio il suo ruolo. Anguissa deve stare in mezzo al campo dove serve, quindi qui alla destra, con ovviamente la possibilità di Politano di andare a coprire il resto della fascia, cosa che non ha fatto tanto, perché era veramente occupato a dare una mano a Di Lorenzo sulla fascia per Fadera. Quindi grande rispetto da parte di Conte per il Como, quasi paura, ma dobbiamo accettarlo, perché veniamo da quella situazione lì, veniamo da una situazione dove a ogni occasione era un gol per il Napoli, e questo è un Napoli che sta cercando di diventare diverso, sta cercando di essere più abbottonato, meno vulnerabile, più rispettato e anche più cattivo. Quando riprende il pallone e va in avanti siamo un po' più cinici. Io dico sempre che poi il dio del calcio, degli arbitraggi, non ci deve mai fare nemmeno scervellare troppo e tornare indietro con la memoria per trovare delle situazioni simili. Questo qua, lui piega la gamba, ma ci arriva dopo aver pestato sul collo praticamente caviglia e piedi, riesce a piegare la gamba, però ci arriva con la gamba tesa per acchiapparlo. Anguissa lo anticipa. Questo è un fallo, l'abbiamo definito arancione in live, e il minimo qualcuno ha detto rosso. Non è stato dato neanche fallo. Oggi invece, o meglio ieri, l'Inter, che era penso il 20esimo, brutto fallo di Mariposa, come si chiama, del Torino, interviene il VAR e il giallo viene trasformato in rosso. Giustamente, inutile che dite Marotta League, giustamente era rosso tutta la vita. E questo qua neanche fallo. E sono contento che in conferenza gli abbiano fatto la domanda a Conte, in modo tale che ha potuto raccontarci come la vede, e sono contento che almeno sia consapevole della situazione, perché lui dice mi ha dato fastidio prendere il giallo, perché poi prende il giallo Conte. Era per quanto riguarda il rigore su Kvara, e Conte dice mi hanno spiegato che il VAR non può intervenire, perché Conte dice proprio ma il VAR è acceso, e gli spiegano che il VAR non può intervenire, la solita cosa, l'entità eccetera eccetera. Però Conte non dimentica e dice pure settimana scorsa con Di Lorenzo, poi cita anche Politano, che si fa, e là nemmeno poteva intervenire, e allora non va bene, ma dobbiamo essere più forti di tutte queste situazioni. Frase che ho già sentito in passato, come mai? Bravo, bene Conte, è bene che si dica così, ma è bene nemmeno che facciamo finta di niente, dobbiamo dirlo. Io non credo che lui sia stato ammonito per simulazione, credo che sia stato ammonito per essere arrivato a fare scaramuccia. Questo avviene dopo il non fallo su Anguissa, che è un fallo grave, dove in campo tutti se ne sono accorti tranne l'arbitro, la mano in faccia la prende, poi sviene dopo, accentuando ovviamente, ammonisce, strefezza e lui, perché così si risolvono tutte le cose, e non ha alcun senso. Ma io un'altra cosa che dico sempre è che gli arbitri in quel momento possono anche sbagliare, questione di pochi secondi
devi prendere una decisione, il VAR, cioè il protocollo, magari stavano prendendo il caffè, ma il dopo, l'analisi del dopo a freddo negli studi, quando hai potuto vedere le immagini più volte, il dopo non lo accetto. A fare chiarezza, Manuela Nicolosi, la nuova talent arbitrale di DAZN. Io abito in America, quindi per fortuna o per purtroppo non posso guardare DAZN, non mi riguarda, che affianca Luca Marelli in merito al rigore concesso agli azzurri. Dice: è Oliveira che commette fallo su Dossena. È Oliveira che commette fallo su Dossena. Sipario, poi lo riapriamo. Il contatto è all'interno dell'area, ma per me non c'era rigore. Sul doppio giallo successivo c'era fallo su Anghissà e manca anche un giallo, quindi non rosso ma giallo. Se avesse fischiato non ci sarebbe stata la rissa successiva. Non ci interessa il se, eccetera eccetera, devi giudicare le cose. In merito al penalty c'è una spinta, ma sono d'accordo con l'arbitro, non c'è abbastanza intensità. Nel caso qualcuno si stesse chiedendo chi è Manuela Nicolò, quando la cercate su Google esce personalità di internet, il che pure io sono una personalità di internet, però non vado a DAZN. È un arbitro, è un ex arbitro che ha arbitrato in Francia, in Italia, non lo so, è una che farà carriera. Per fortuna però noi abbiamo quest'uomo qua che mi fa star bene pensare che c'è un uomo di calcio che non cambia le decisioni, assolutamente, non sentiamoci protetti perché c'è Oriali, ma che almeno, vedete, cerca di tenere a bada Conte, che è una furia quando succedono queste cose, e potrebbe poi andare in escandescenza, metterci in difficoltà con espulsioni, con squalifiche, e la presenza di Oriali mi tranquillizza parecchio. Si vedono proprio le mani, signori, si vedono proprio le due mani. A me non interessa l'intensità, se tu mi spingi a due mani da dietro e io sto in corsa, sto facendo il dribbling e io sto pensando al pallone e tu al pallone non ci stai pensando, è fallo, e dopo nemmeno un secondo arriva un fallo di Anghissà che salta di testa e si appoggia un pochino, e se quello è fallo questo e devi dare il rigore, non dai, una curiosità, si stavano preparando all'ingresso di Belotti e di Yannick Engelhardt, da mettere probabilmente sulla fascia. Credo questa fosse l'idea per Yannick, di farsi tutta la fascia. Qui è Patrick Cutrone, qui c'è Belotti, questo è Nico Paz, questo è Dossena, con davanti Sergi Roberto. Insomma, poi di più di così non si vede, però è sfizioso. Com'è bello Oriali. Sul gol di Strefezza io non lo so se incolpevolette, Caprilette, Merile poteva fare qualcosina in più. Se andate a rivedere il tiro non finisce proprio a fil di palo, è abbastanza, non dico centrale, il problema è che passa proprio tra le gambe di Buongiorno e lì tu vedi pochissimo il pallone, però secondo me poteva fare un po' di più. Kvara, e qua mi devo far aiutare dall'intelligenza artificiale, discorso che approfondiremo lunedì, tenetevi liberi, no? Sto pensando a una cosa e tenetevi liberi. Da questo screenshot qui Kvara tirerà in porta, ti viene da dire passaggio per Lukaku, semplice, c'è lo spazio, Lukaku da solo, poi col destro lo tira fuori. Vabbè, però era la cosa più logica da fare. Però dopo mezzo secondo, me l'hanno chiesto anche prima, secondo te poteva fare qualcosa di diverso Kvara? Lui aveva già caricato il tiro, già l'aveva pensato. Vedete come il centrocampista poi del Como aveva chiuso, nel momento in cui il pallone parte, cioè nel momento eventuale anche del passaggio, era arrivato a chiudere. Il pallone passa perché Kvara tira verso la porta invece di passarla a Lukaku, quindi in teoria dobbiamo chiedere un po' all'algoritmo, ma era più logico tirare. Secondo me ha fatto bene a tirare, poi doveva tirare meglio, però. Quindi Kvara poteva tirare meglio qua, però ha guadagnato un rigore che non ci hanno dato. Prestazione positiva, non fate i cretini con Kvara perché ci pigliamo colle. E non mi riferisco a voi, mi riferisco ai tifosacci che intervistano fuori allo stadio, eccetera eccetera, qualcuno che telefonerà in trasmissione. Signori, voi vi dovete dare una calmata, e siete isterici e sclerotici e non capite le situazioni. Kvara sta in un momento particolare perché il suo amico Ngonghe è arrivato, l'altro amico Lukaku, che parlano in un dialetto tutto loro, si tengono per mano. Chi mi segue sugli altri social sa qual è la situazione di Kvara, che è nervosetto a giusta ragione. Nel momento in cui entra Neres ed entra Mazzocchi ovviamente non cambia nulla, la difesa a 5 è bella lì, il centrocampo a 4 è questo qui, con Neres che va a prendere il posto di Kvara, e tra l'altro freschissimo Neres, a parte il gol si fa una scorribanda, si fa tutto il campo, se la porta avanti con la testa, brasilianissimo, si
fa tutto il campo, poi inquadra anche la porta, buona parata di Audè. Insomma, la voglia di vedere Neres ce l'ho anche io. Il lavoro che fa Politano Neres non lo fa. Lo volete vedere al posto di Kvara, vi fate un nemico. Ma non vi fa piacere avere una soluzione in più anche? Dispiace per Neres, perché anche lui meriterebbe giocare di più, ma non vi fa piacere avere una soluzione così impattante anche in panchina? Guardate che così poi le grandi squadre arrivano a grandi traguardi, con la panchina che qua è impattante. Qualche partita Kvara la può anche saltare, va benissimo, però non vi accanite, perché sennò mi parte la vena. E quando lo chiedono a Conte, lui dice: è sempre una questione di equilibrio. Evidentemente Kvara quell'equilibrio glielo dà. Poi Conte ci ricorda che nel Benfica non era sempre titolare, era un po' altalenante Neres. La sua presenza comunque alza il livello, che nessuno si deve sentire certo del posto. Questa è una mezza bugia, ma vedremo più in là. Ci deve citare Politano, che ho ritrovato cresciuto e maturato rispetto ai tempi dell'Inter. Poi ci cita Gilmour un'altra volta, dice: ma con questo Lobotka che cosa volete da me? E cita anche Ngonghe. Non è male che citi anche Ngonghe, perché poi la tresca, il triangolo no, eccetera. Conferma di quanto vi ho detto in live, questo intervento di McTominay vale il risultato, perché sponda di Belotti, Nico Paz arriva e in questo momento McTominay infastidisce il tentativo di tiro di Nico Paz, quel tanto che basta per non farlo impattare bene. Bravo Scotti, fase difensiva importantissimo. E qua è il gol di Neres. Sì, Lukaku che si chiama già il pallone, lo vedete, ma quello che dovete vedere è che Lobotka sta già scannerizzando. Lobotka cede il pallone a Di Lorenzo perché lo sa che lo ritroverà, ma nel momento in cui lo cede può guardare una linea di passaggio che non esiste, perché ne ha 3 davanti, e forse Di Lorenzo potrebbe anche farlo. Di Lorenzo sa che la palla va data a Stani, che di prima riesce a trovare sto filtrante rasoterra. Lukaku mantiene, che è proprio quello che fa meglio, mantiene l'avversario alle spalle. Neres scatta sul filo del fuorigioco, proprio un gol verticale bellissimo. Un applauso allo stadio che ha capito l'importanza della prestazione di Lobotka. Abbraccio sincero con Conte, applausi di Oriali, quanto è bello Oriali. E in ultimo questo è l'imbarazzo che abbiamo avuto in questa zona del campo, dove il Como ci ha fatto male, il palo di Nico Paz, un tiro di poco fuori, il gol di Strefezza. Qui rompe la linea Buongiorno con un po' di ritardo, forse potrebbe accorciare anche McTominay più velocemente. Qui Kvara è ancora seconda punta, quindi non ha quel ruolo, quindi tra Buongiorno che deve rompere la linea e McTominay si doveva accorciare prima su Strefezza. Però io capisco anche che tu magari qualche tiro dalla distanza lo puoi concedere, pescano sempre il jolly, è mai possibile. Contro di noi sì, che brivido. Tirarlo centrale va bene, io sono un amante del rigore centrale, però per quanto mi riguarda lo devi alzare un pochino, così le gambe non possono arrivare sotto alla traversa, diciamo, e lo devi fare centrale. Invece questo tiro fa un po', vedete che finisce, ma non proprio centralissimo, proprio fa questa traiettoria così, si rischia. Bravo Lukaku. E l'altro aspetto scioccante, a parte la questione dei duelli, perché vedete la prima casella qui sono i duelli, e tra parentesi quelli vinti. Anghissà ne vince 5 su 11, 5 su 10 McTominay, 3 su 10 Olivera, saliamo Olivera, 4 su 10 Kvara, 7 su 7 Stanislav Lobotka. Vincere 7 duelli su 7 significa che 7 in pagella non basta. E per quanto riguarda i duelli, Conte non lo so se gli hanno dato un dato sbagliato o se mente per pungolare. Dirà in conferenza: nel primo tempo il Como ha vinto 22 duelli e noi 8, il che vuol dire un totale di 30 duelli. In realtà il totale dei duelli è 29, il Como ne aveva vinti 20 e il Napoli 9, quindi 1 in più il Napoli e 2 in meno loro. Non cambia molto, però per sottolineare che il primo tempo andava fatto molto meglio, e quindi magari dice anche ai giocatori certi numeri o glieli hanno passati sbagliati o Sofascorro li ha portati sbagliati, non credo, però insomma per far capire che sta sul pezzo, e alle volte si può anche enfatizzare un numero gonfiandolo anche per ottenere il risultato che ti serve. Ma il dato scioccante non è questo. Sapete chi è il giocatore più falloso del Napoli? Kvara, con 2 falli.
c'è qualcosa che non va. E non è perché è nervoso così, perché gli chiamano dei falli che lui non fa e non gli chiamano dei falli che lui subisce. Quindi a un certo punto nella scaramuccia del tiro alla maglietta te la tiri tu, a me chiamano a lui il fallo. Signori, poi vi vedete, pensate perché sta nervoso così? Perché è diventato impossibile per lui giocare a pallone. È il giocatore più falloso del Napoli. Ma state scherzando? Tutto questo mi fa concludere che il Napoli gioca con un 5-3-2 e pur essendo molto difensivo e abbottonato, le cose le subisce, quindi va cambiato qualcosa. E Conte lo sa. La prima cosa che Conte fa per questa partita è abbassare Kvara. È andata un poco meglio, ma non interamente meglio, perché l'abbiamo sbloccata con rigore, l'abbiamo portata avanti con qualche rischio fino all'85esimo. Si deve poter fare meglio. Io mi auspico che il far meglio possa significare avere di più il pallone, imporre il ritmo, perché Conte ha parlato del ritmo, noi lavoriamo per tenere un'intensità alta, un ritmo alto, abbiamo subito il ritmo che decideva il Como. Non può essere, perché con squadre più forti va a finire che ti può non andare benissimo. Quindi adesso ci sarà tempo e spazio per lavorare su altre cose nuove. Mi va anche bene questo quadrilatero che si crea qui. Mi va bene il Di Lorenzo. Oliveira, forse si può fare qualcosa di più. Insomma, con questo tipo di sviluppo, con Lobotka che può andare in mezzo ai centrali, va benissimo, però abbiamo molto meno sviluppo sulle fasce, a meno che non si tratta di una transizione quando Politano si sta facendo tutta la faccia. Abbiamo meno sviluppo sulle fasce, quindi meno cross, cosa che secondo me con McTominay e Lukaku puoi sfruttare di più. E questo come lo fai? Tenendo di più il pallone e allargando il gioco. Secondo me Kvara deve stare un po' più in banda, perché in mezzo viene poi accerchiato da troppi avversari e se Oliveira non accompagna si trova un po' isolato. Ma io non sono nessuno e quindi vi dico Caprile 5,5. Non è, insomma, secondo me poteva, se si lanciava un pochino prima, perché sennò se fosse stato Meretta avremmo detto invece pure Capri 5. Lorenzo 6, Rachmani 6, protagonista di una marinata che deve evitare, ma non ci sono stati perché Cutrone non è stato una punta devastante, loro hanno fatto il devasto nelle mezze linee, quindi non c'è un vero e proprio colpevole. Però do 6,5 a Buongiorno che fa un intervento di testa sul finale del secondo tempo molto importante, non facile, dove prende pure una capocciata, e do 6,5 a Oliveira che fa degli errorucci ancora, però si è andato a prendere il rigore che cambia e aggiusta la partita, quindi gli si dà il merito di questo. Anch'issa 6,5 per tutto quello che abbiamo detto, più leadership in crescendo. Lobotka 8 e non voglio sapere niente. 6 a Politano per il tanto sacrificio, 7 a McTominay che fa un bel gol e fa anche quel recupero in difesa, 6 a Kvara. Non è che Kvara prende 7 a prescindere perché Kvara ha un po' in difficoltà, è un po' meno lucido, va benissimo, la sua partita la fa comunque. E a Lukaku, qua me lo dovreste dare voi il voto, perché non ha fatto una partita brillantissima, però a uno che ti fa il primo assist, ti segna il rigore e fa l'altro assist che chiude la partita, vuoi dare meno di 8? Deve avere lo stesso voto di Lobotka, che per me è migliore in campo, ma come impatto Lukaku deve avere 8 pure lui. Dopodiché entra Mazzocchi, direi senza voto, e Neres che il voto lo prende, diamo 7 come il suo numero di maglia, segna, arraffica, assist, arraffica, è un mostro esagerato. Auguri, perché la ragazza ha detto sì. Dopodiché entreranno anche Spinazzola, Simeone, Gilmour non ha importanza. Facciamo gli auguri anche a Zapatone, come li abbiamo fatti per Bremer, perché si è girato male il ginocchio, si è fatto male da solo, non è riuscito a uscire con le sue gambe, quindi sembra un infortunio pesante. E delle partite di ieri, insomma, oltre all'Udinese che sta là, ci tiene attaccata, quella che interessava a noi era Toronto-Inter Miami, dove sia Insigne che Messi sono partite dalla panchina. Poi è entrato Suarez, ha fatto l'assist, ha vinto il Miami. No, in realtà fanno rumore i 5 gol dell'Atalanta. Nel momento in cui io Decatelare torna a essere una pippa arsugo, nel senso 5 gol possibile Decatelare, neanche uno, niente, Reteghi a tutta forza. E l'Inter che insomma poteva sfruttare anche meglio il vantaggio, la superiorità numerica, ma vince 3-2 col Torino, vittoria pesante
con tripletta di Thuram. Adesso in tutta tranquillità, sì, tra poco vi potete godere Juventus-Cagliari. C'è bisogno di fare pronostici, se volete faccio proprio tutte le partite sui football e ve le guardate. Lazio-Empoli, ci interessa guardarla per capire l'Empoli, già cominciare a studiare. La Roma va a Monza. E Fiorentina-Milan è una partita molto molto interessante. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Me li lasciate 2000 like spiccioli così? Lo sapete che l'analisi tattica è la cosa che più mi diverte fare. Qualcosa l'avrò dimenticato, ma ecco perché venite in soccorso voi della community nei commenti e allarghiamo il discorso.